Avevo una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini, tanti fiori di là. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Tesoro, il nostro amore ha superato quello di Gigi D'Alessio e la Tatangelo. Noi, artisti innamorati. Sarà chissà, ma questo non lo so, mi sento troppo sola e mezza trascurata. Sarà così, però tu devi capire, gli impegni sono tanti, a capo siamo usciti. Uè, non ti fa sentire a papà, perché lui dice che di te c'ha un grande sospetto. Sì, non t'avere buona. No, e tuo padre non può entrare così nella nostra vita. Ma come un'altra donna. Che fai, ridi? Io che odio tutte le donne. Ma secondo? Ma tu non sei una donna, tu per me sei una santa. No, secondo, sono 3 anni che tu preghi questa santa, ma io non vivo di solo preghiere. Io ho bisogno. Ma tutti abbiamo bisogno. Ma cosa hai capito? Io ho bisogno di essere abbracciata, baciata, coccolata e no abbandonata. Ma Sanucciami, tu devi capire che il successo si paga. Da una parte la folla della gente, dall'altra parte l'assalto dei fans. Tournée in Europa, Chicago di notte, Chicago di giorno. Chicago tutta giornata. E allora che vuoi dire? Che non ce l'hai? Eh? Non ce l'hai? Cosa? Il tempo dell'amore. Ma non ti preoccupare, amore mio. Aspetta, che quel giorno verrà. Ah, verrà? Sì, che Ah. verrà. Sì, verrà, mio caro genere, ho sentito tutto. Verrà il giorno che io ti butto fuori da casa mia. Ma come, sono passati 3 anni, 3 anni. Ho sposato la mia figliola e leggo nei suoi occhi una gallina che ammonisce il suo gallo. Chi? Ma me non capisci, chi gala la gallina. Capisco io, e chi capisce ma la patisce. Ma come non vedi quanto è bella sta ragazza? Ma non vedi? E tu non fai? E tu non fai? Sempre faccio. Non fai niente per darle un figlio a sta figliola. Papà, io mamma. Quando giovani un forno a terra con chi? Ma che sono queste chiacchiere? Sì. Sono solo parole che bruciano. Hai ragione, bruciano, ma bruciano a noi per le chiacchiere della gente. Papà, io ho vergogna Eh. e poi non voglio entrare nei particolari perché poi io rispetto secondo e aspetto. Aspetta e spera che si scende una mattina. E invece mi sveglierò. Si sveglierà. Sì, mi sveglierò e gli darò tutto quell'amore minuto per minuto, secondo. Sta facendo la radiocronica, è tornata Martellina. Gli darò tutto quell'amore come quei giorni che furono quando Cleopatra doveva aspettare il suo Ulisse. Ti scordate di Cristoforo Colombo. Papà, ma lo senti? Io lo vedo pure, e più mi rendo conto che chi sta a nave in tuo porto non la porta. E non capisci che la nave porta, ma allora è il mare che ci divide. Marco divide. E non vuole che i nostri corpi diventano un solo corpo. Per un bel corpo. Papà, mo sto incominciando a capire. Figliola mia, mo stai cominciando a capire. Tu resterai una santa, perché uomo allora esci anche. So cose che succedono con chi da voglia.